pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate a tutte e a tutti da Legnano, e un buon pomeriggio Marco Schiaffino, ciao! Buon pomeriggio Giulia Strimpoli. Siamo in diretta dall'Atelier Ferioli, piazza San Magno 3, veniteci a trovare innanzitutto. Che è un cortile in una piazza, in uno spazio, in una matriosca. In un posto bellissimo! Vi ricordo come sempre che potete interagire con la diretta anche attraverso i nostri contatti telefonici, che sono sempre gli stessi, ma ripetita Juvent. Allo 02 33 001 001 le vostre telefonate in onda in diretta. SMS, WhatsApp, Telegram al 331 6214 013. E anche email a diretta@popolarenetwork.it. Questa puntata di Vieni con me plus doppio click. Mi piace questa combo per le trasferte, Marco Schiaffino, devo dire. No, è bella, questo mostro bicefalo. Ci vede già in compagnia del nostro primo ospite di oggi, che è venuto a salutare, insomma, a dare un po' il benvenuto da legnanese doc. Diamo intanto il benvenuto e anche insomma, lo ringraziamo. C'è un ritorno strano. C'è un ritorno stranissimo. Ecco, è sparito. Dicevamo, il nostro primo ospite di oggi che è venuto a salutare, a dare il benvenuto, lo ringraziamo, è qui con noi Primo Minelli, il presidente dell'ANPI provinciale Milano, nonché legnanese doc. Buon pomeriggio Primo. Ciao a tutti, buona giornata, ben arrivati a Legnano, quindi questo è perché Legnano è la provincia di Milano, ma è una città molto importante per tante cose, a partire dal suo antifascismo che ha una storia gloriosa. E qui sfondiamo la classica porta aperta. Eccoci sì. in coro. Meno male. Certo. Anche perché con l'aria che tira, effettivamente è importante anche questo a ribadire. Primo, ma allora così un po' da legnanese, così a caldo, la sensazione di avere Radio Popolare un po' nella tua città. Beh, intanto come ho detto la sensazione è una bella sensazione, perché fate conoscere questa città che davvero ha una caratteristica particolare e soprattutto per il mondo della sinistra, del centro-sinistra è una città che ha, come dire, tante cose da raccontare e da dire. Questa è la città dei fratelli Benevoli, è la città delle brigate partigiane Garibaldi, numerosissime. Tenete conto che qui le due brigate Garibaldi erano composte da 600 persone, quindi non una rovettina. Qui c'era la Franco Turi, tutti gli stabilimenti tessili di Legnano che durante gli scioperi del 43 e del 44 soprattutto ebbero delle deportazioni importanti che noi tutti gli anni ricordiamo dentro lo stabilimento. Quindi benvenuti a Legnano, perché Legnano ha questa caratteristica. Poi prepareremo a livello milanese, provinciale e nazionale, perché Milano è capofila di tutta la medaglia d'oro della Resistenza. Prepareremo un grande 25 aprile, stiamo preparando un grande 25 aprile nell'occasione dell'80° della liberazione. La manifestazione sarà una manifestazione grossissima, con un post manifestazione che sarà la Scala, sarà un concerto che faremo in Piazza Duomo, breve ma sarà un bel concerto, e poi avremo precedentemente dalla manifestazione faremo un'iniziativa con l'ATM, faremo girare un tram per tutta la città che ricorda l'80 anni della liberazione, e alla 29 di marzo faremo girare un tram con su tutti i ragazzi, le sezioni dell'ANPI, con delle personalità che stiamo contattando
per preparare la giornata del 10 aprile. Io sono già entusiasta perché ho una perversione per i tram. Sì. E ho un forte legame con la Resistenza, quindi se mi mettono insieme le due cose per me è Scintille, incredibile. Va bene, sì, devo dire che anche Radio Popolare si sta organizzando, stiamo anche noi preparando un 25 aprile importante, quest'anno ancora di più per tutte le ragioni che hai già giustamente ricordato te Primo, quindi insomma la faremo insieme e non a caso anche lo slogan di questo tour è proprio falla con noi, una radio più bella, ma facciamola insieme, veramente una radio, una città, insomma un anniversario così importante, più bello. Grazie Primo Minnelli, noi ti ringraziamo e a presto, intanto ci risentiremo sicuramente in altre avremo modo di rivederci. Decisamente sicuramente sì. Decisamente sì. Ciao, buon lavoro. Noi Grazie. grazie. Noi